ci ritroviamo qua dopo l'ultima conferenza stampa che abbiamo fatto il 31 maggio, dove diciamo, si parlava dell'inizio della mia presidenza. Quando abbiamo parlato di allenatore, dove avremmo dovuto, quale sarebbe stato un eventuale allenatore del calcio Padova, avevo parlato di che saremmo andati alla ricerca di una figura che avesse un certo tipo di spessore, di esperienza, e nessuna scommessa. Ecco, le scommesse quest'anno sarebbero state vietate. Quindi dopo un certo tipo di percorso che tutti voi avete letto, avete scritto, avete visto, diciamo, siamo riusciti ad arrivare al secondo mattone dell'area tecnica. Il primo era la conferma di Zamuner come direttore generale e la seconda mancava l'allenatore. L'allenatore, diciamo, lo abbiamo qua, abbiamo scelto un allenatore chiaramente un certo tipo di spessore, di esperienza, il curriculum parla da sé e quindi non è stato che dire grazie mister di aver accettato la nostra proposta. Grazie a lei per avermi chiamato. E di essere qua. Poi, che dire, diciamo che a un certo punto gli obiettivi, la scelta di un mister come Visoli parla da sé, no? Gli obiettivi della nostra società saranno quelli di fare un campionato da protagonista, sino in fondo, lavorare per la crescita, per la ristrutturazione della nostra società dove vediamo che sia necessario intervenire e cercare di dare le soddisfazioni a questi tifosi, questi meravigliosi tifosi che purtroppo l'anno scorso sono rimasti un po' con la bocca amara nella parte finale del campionato. Per fare questo abbiamo bisogno però, noi stiamo facendo la nostra parte come società, ma abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi. Se Padova vuole svoltare veramente e ritornare dove è consono essere, diciamo, abbiamo bisogno di fare una squadra che sia composta dai giocatori, ma che poi sia composta dai giornalisti, che sia composta dai tifosi, che sia composta dall'amministrazione pubblica e che sia composta, diciamo, dalla tifoseria che l'ho già detto. L'amministrazione pubblica, colgo l'occasione per fare gli auguri di in bocca in lupo a Sergio Giordani, ex presidente del Calcio Padova, che è diventato sindaco, come voi tutti sapete, e spero che sia vicino alla società come lo è stato Massimo Bitonci negli ultimi 2 anni e mezzo. Quindi grazie Massimo e benvenuto Sergio. Detto questo, dico, noi abbiamo attraversato l'anno scorso un momento difficile. Perché? Perché eravamo pieni di critiche per un motivo e per l'altro. Io dico, qua abbiamo delle persone, almeno cioè io, mio figlio, la nuova società, Beccaro, che stiamo cercando di lavorare per dare il massimo che è possibile a Padova. A chi si è posto delle domande, ma Bonetto faranno, non faranno, torno a ripetere, stiamo sereni, stiamo tranquilli, che Bonetto quando si prende gli impegni, Bonetto e Beccaro li portano a buon termine. Poi che strategia ho io dietro, questa ce l'ho io nella mia testa, certamente non la vengo a comunicare a voi, sino che non sarà il momento opportuno. Quindi i tifosi devono stare tranquilli perché stiamo lavorando per cercare di portare più in alto possibile che il calcio Padova. Dateci, gli inglesi lo chiamano grace period, no? Periodo di grazia, quindi diciamo dateci l'opportunità di poter lavorare sereni per un certo periodo. Certamente saremo giudicati, noi come società, il direttore e il mister della parte tecnica, però dateci un po' di tempo. Dateci un po' di tempo perché stiamo lavorando per il bene del calcio Padova. Se vogliamo cominciare a scrivere di Serie B dentro questa stanza abbiamo bisogno del vostro aiuto. Il vostro aiuto che consiste nel fatto, diciamo, di eventualmente non essere subito pronti a indicare gli errori, ma eventualmente aiutateci con le critiche, anche se che siano costruttive, con i suggerimenti, però non incominciare subito a infierire. Lo so che fa parte del vostro lavoro, nessuno di voi lo fa, nessuno di voi si metterebbe altro con le intenzioni, non con buona intenzione,
Però ve lo chiedo particolarmente in questo campionato, è un campionato importante, stiamo facendo degli investimenti importanti, dateci fiducia. E ai tifosi che dire, tifosi, ecco, io penso che mi rivolgo a voi, la presentazione di questo mister Bisoli parla da sé, quindi adesso a breve il direttore e il mister lavoreranno attorno alla rosa, cercheremo di allestire una squadra che sia una squadra, come ho detto, in linea con i nostri obiettivi, quindi tifosi dateci una mano, cercate, tra un po' partiremo con la campagna abbonamenti, cerchiamo di essere presenti, di abbonarsi. L'altra promessa che avevo fatto di uno store in centro a Padova la stiamo realizzando. Venerdì Edoardo ha concluso un'opzione su un negozio in centro storico, per cui diciamo a breve apriremo questo punto vendita che era tanto voluto dai tifosi, che possa essere non solo un momento commerciale di vendita di merchandise, ma anche come punto di incontro per i tifosi. Quindi un pochetto alla volta, passo alla volta, cerchiamo di fare il nostro meglio. Quindi tifosi, anche voi dateci fiducia, e mi rivolgo alla categoria dei industriali, commercianti. Io lo so che diciamo, stiamo tutti quanti attraversando dei momenti economici difficili e quindi capisco, però sono anche convinto che nel momento in cui diciamo, incominceremo a muoversi in una certa maniera, sono convinto che gli imprenditori del territorio si renderanno conto che se vogliamo far crescere la città dobbiamo far crescere anche la società di calcio, perché se non crescono le società sportive, non solo il calcio, ma le società sportive in genere nel territorio, difficilmente una città riesce a creare quell'immagine che dovrebbe avere. Padova merita una società più forte e quindi chiedo alle categorie imprenditoriali che ci diano una mano a far crescere questa società. Per l'amministrazione l'ho già detto, quindi a questo punto io vi ringrazio un'altra volta della vostra collaborazione, buon lavoro a voi e buon lavoro a me. Grazie Presidente. Il Direttore vuole dirci due parole su questa operazione, dopodiché passerei la parola alla Presidente. Credo che sia più opportuno concentrarsi sulla presentazione del mister. Io mi do il benvenuto al mister, penso che sia un allenatore importante che abbia sposato da subito l'opportunità di Padova, è pieno di entusiasmo, il curriculum parla per lui. Credo che sia il primo passo per poter cercare di coltivare le ambizioni che giustamente coltiva la proprietà e che coltiva anche la piazza di Padova. Quindi ritengo sia opportuno adesso far parlare lui, io do il benvenuto e niente, buon lavoro a me e a te mister, alla società. Spostate i microfoni, credo che sennò mister porta pazienza. No, niente, cioè, a parte che mi sentite anche senza microfono. Dovreste abituarvi alla mia voce anche durante le partite. Ma tanto sono molto felice di essere qua oggi. Quando ho visto il direttore a una partita gli ho detto che per me venire qua a Padova era un'opportunità importante. È chiaro che loro avevano le loro idee, evidentemente poi con la proprietà si sono consultati e quando mi hanno chiamato speravo di chiudere immediatamente. È una piazza dove sono venuto sia da giocatore che da allenatore, so la passione che hanno. So che voi giornalisti siete molto esigenti perché le piazze importanti lo sono. Come ha detto il Presidente, per ottenere dei risultati bisogna fare una squadra. La squadra parte dai primis dalla società e poi a cascata c'è la parte tecnica mia dell'editore con i giocatori, voi giornalisti, fino ad arrivare al magazziniere che è una parte importante. E quindi se tutti non si rema dalla stessa parte non si arriva da nessuna parte. Non si riesce a ottenere quei risultati che ci abbiamo nella testa. Ci siamo prefissi degli obiettivi, speriamo di raggiungerli, ci vuole pazienza perché ogni allenatore ha la sua filosofia. Io ho solo un'idea, lavorare in campo il più possibile, tirare fuori dai giocatori il meglio. Non bisogna venire al campo per timbrare il cartellino, ma per migliorarsi giorno per giorno, per rendere orgogliosi i tifosi, la società, me e anche loro.
quindi vedrete che all'inizio ci sarà qualche problemino perché il lavoro sarà importante, faticoso, ma alla fine ci toglieremo quelle soddisfazioni che ci siamo prefissi in questi 2 anni. Io sono convinto che per ottenere risultati bisogna mettere il mattoncino ogni giorno e ogni giorno cercheremo di metterlo. E come ha detto il Presidente, se anche voi ci date una mano nei momenti di difficoltà che ci saranno, perché non esistono nelle squadre non momenti di difficoltà, sono convinto che tutti li supereremo. Grazie mister. Se ci sono delle domande? C'è domande, sono numerosi. Volevo domanda chiederti sullo staff, sulla scelta dello staff, come sei arrivato, diciamo, alla componente dei tuoi collaboratori anche rispetto agli anni precedenti. Ho cambiato completamente il mio staff perché dopo tanti anni è giusto anche cambiare. Con i miei 2 collaboratori ci siamo lasciati in grandissimi rapporti perché abbiamo ottenuto grandissimi risultati, adesso non sto qui a elencarli. Con il mister Groppi avevo un rapporto già consolidato da vecchia data, sono andato a vederlo come allenava, gli sono andato a vedere, mio figlio ha giocato per lui, quindi sapevo come andare, avevo bisogno di uno che mi portasse tecnologia e entusiasmo. Io sono più pratico per il campo e lui più per la tecnologia. Con Chiodi, preparatore atletico, ci ho già lavorato 2 anni, abbiamo ottenuto 2 promozioni, quindi era più per i recuperi infortunati, ma sapevo già come lavorava, quindi ho portato loro perché erano già come i miei collaboratori già nel passato, quindi sanno come lavoro, quindi sanno come prendermi, però questa ventata di novità secondo me porta bene anche me. Quindi analogia con Cesena, visto che era una piazza che quella che era da un po' che non assaggiava grande calcio, l'hai rilanciato un po' tu, no? Sì, stiamo parlando di 4 promozioni, cioè adesso sono cose, io spero, ripetibili, non irripetibili. Se sono venuto qui per cercare di fare un progetto. Chiaro che io non prometto la vittoria del campionato, ma impegno, dedizione sicuramente. Usciranno stremati dal campo in ogni partita, in ogni allenamento. Questo è quello che posso promettere. È chiaro che mi piacerebbe ripetere quello che ho ripetuto in passato in altre squadre. La valutazione della roba che hai fatto finora, signor direttore? Con il direttore ci siamo parlati per telefono quando ci siamo visti, io ho già visto 4-5 partite, ho visto anche l'ultima brutta dei playoff. Poteva risparmiarsi quella. No, vabbè, però dovevo farmi una mia opinione. C'era sicuramente una squadra importante che per tanti motivi non ha centrato forse tutti quelli che credevano, ma per centrare quell'obiettivo lì devono collegarsi tanti fattori. Ogni tanto leggevo, perché poi in me Padova c'è stato un periodo che sono venuto a vederla 7-8 partite dietro fila quando io ero stato esonerato da Bologna e quindi sono venuto a vederla spesso. La stampa ho visto che è molto esigente, molto critica. Come ha detto il Presidente, bisogna avere un po' di pazienza. Oggi penso che inizi un ciclo nuovo, la Presidenza è la prima volta che la prende in mano, il direttore c'è già stato e io sono per la prima volta qui, quindi se riusciamo tutti a essere sulla stessa lunghezza d'onda penso che si possa ottenere qualcosa. Se le critiche fanno parte del nostro lavoro, però devono essere costruttive e non per partito preso. Mister, scusi, sì. Lei ha 50 anni, 51 tra poco. 9 anni fa lei ha cominciato quel percorso a Cesena che poi è arrivato praticamente alle promozioni. Le chiedo, dopo 9 anni lei torna in Lega Pro, con quali motivazioni? Lei ci ha già detto alcune cose, però perché? Dopo Perché per me una carriera fatta di Serie A, di Serie B, le ultime 2 Serie B non molto positive perché diciamo, non sono d'accordo con le ultime 2, però diciamo un esonero c'è in ogni caso, sì. Voglio dire che certamente a Vicenza non è stata una cosa facile anche perché sappiamo la vita che c'è a Vicenza e le difficoltà che lei ha incontrato, però perché un allenatore che ha un curriculum come il suo si rimette in discussione partendo dalla C? Il Padova ne aveva finito, aveva cercato anche un altro allenatore, lo sappiamo, che lavora in A.
Andrea Mandorlini. Da lì non ha ottenuto quello che sperava. Lei a un certo punto invece decide di scendere in Lega Pro. Perché lo fa? Primo, per la piazza importante che Padova. Secondo, perché io vado a sensazioni. Io quando ho incontrato il presidente e il direttore mi sono trovato subito a mio agio. E quindi penso che più della categoria sia importante le persone. Io ho incontrato persone che mi hanno fatto tornare indietro nel passato, gente che ha voglia di lavorare con me, gente che ha voglia di condividere le mie idee e io di condividere le loro idee. E quindi per me la categoria non è mai stato un problema. Non sono un allenatore che guarda la categoria, ma guarda, parola progetto nel calcio è un po' abusata, però con queste persone mi sono subito sentito a mio agio. E quindi per me andare al campo, allenare una squadra di Serie C o una squadra di Serie A di primo livello è la stessa cosa. Noi come Padova, se incontriamo la Juventus o incontriamo una squadra di prima categoria qua, le motivazioni devono essere le stesse, non ci deve essere mai un rilassamento. Noi rappresentiamo una società importante, una tifoseria importante, quindi per noi deve essere sempre dare il massimo, poi si può perdere, perché nel calcio si perde. Quindi per me scendere di categoria non è un arretramento, anzi. Io sono convinto che a 50 anni avevo bisogno proprio di ritrovare quegli stimoli che mi avevano dato quando ero partito, perché io sono partito non dalla Serie C, io sono partito dalla promozione, quindi le categorie tutte me le sono fatte e quindi vorrei rifare a Padova quello che ho fatto in altre piazze. È chiaro che ci vuole un po' di pazienza, perché i metodi di lavoro sono completamente diversi da un altro. Mi dice per favore buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Chi è il suo giocatore, qual è il suo giocatore tipo, nel senso mi pare di capire più palle che gamba a questo punto, cioè vuole uomini di carattere, uomini con le palle, si può dire, tanto mai non sono le 23, quindi possiamo dirlo. Ne faccio un nome che è uscito, abbia già avuto, Pascali, si può fare, le piace? L'ho avuto io quando iniziavo a giocare, poi dopo è andato a fare il capitano del Kilmar Rock, quindi ora adesso parlare di nomi no, perché il direttore dovremo confrontarci. Io penso che per rappresentare il Padova e vincere i campionati o vincere le partite ci vogliono più, come dice lei, attributi e gamba che talento. Il talento in sé per sé non conta niente nel calcio attuale, ma non di Serie C, ma anche quello di Serie A. Quindi ci vuole una componente importante, la coesione, la voglia di vincere. Il singolo deve essere messo a disposizione della squadra. Faccio un esempio, se io ho un attaccante che fa 23 gol ma il mio Padova arriva a 11°, io non sono contento. Preferisco che un mio attaccante faccia 5 gol ma che il Padova sia nelle prime 3 posizioni. Questo è il mio credo, il credo di lavorare. E chiaro che bisogna tirare su anche dei giovani e farli esaltare, ma se la squadra è ultima non si esalta nessuno, quindi l'importanza del risultato penso che sia fondamentale. Molte volte nella vita si ottengono anche cose solo col carattere e non col talento. Quindi credo che i giocatori più siano di carattere e di gamba, credo che siano più importanti, specialmente nella prima categoria che è questa. Ci sono però dei giocatori a cui sei un po' affezionato, tipo Volta che ti sei portato dietro? Potrebbe essere... Sì, ci sono dei giocatori, adesso bisogna che... Volta è un giocatore che ha sempre fatto la Serie A e B. Io penso che bisogna creare altri stimoli, altri giocatori. La rosa del Padova io l'ho vista, era una rosa importante. È chiaro che chi rimane qua, qui non ci sono né bocciati né promossi, ma chi rimane qua deve sapere che il posto va conquistato dal martedì al sabato e poi forse alla domenica. Che la domenica è una partita a sé, ma il posto te lo devi conquistare durante la settimana. Non ci sono i carte d'identità che vanno in campo, ci sono giocatori che vanno in campo, che si conquistano posto durante il lavoro. Se un 98 del Padova è più forte di Volta, gioca il 98 del Padova. Faccio Volta perché mi hai detto che è il nome Volta, ma adesso potrei dire Mandorlini, potrei dire Dettori, potrei dire tanti giocatori. Il bene del Padova è più importante del singolo giocatore. Quindi se un giocatore è più bravo deve giocare. Io sempre nella mia carriera, da quel che si dice, ho sempre lanciato giovane, l'anno scorso ne ho lanciati 2 nel 96. Se troverò dei giocatori importanti nella esposizione che mi dà la società, se sono più bravi di quelli che prendiamo, è giusto che giochino i giovani. Quindi posti assicurati, formazione fatte
scordatevela con me, perché se al sabato uno mi sbaglia l'allenamento rischia di andare in panchina, perché il giocatore deve farlo non l'ora di allenamento, ma lo deve fare. Per diventare giocatore bisogna essere nella testa 24 ore su 24, poi ci sono i momenti di svago, per l'amor del cielo, ma io non credo a un giocatore che si risparmia per giocare la domenica. Con me ha sbagliato, quindi siccome la proprietà mi ha scelto, quelli che verranno qua si dovranno adeguare, di conquistarsi giorno per giorno il loro spazio all'interno della squadra. E non esiste una formazione base, esiste la rosa. La società mi metterà a disposizione insieme, che metteremo insieme, tutti dovranno essere protagonisti, non si vince con 11 giocatori. Io torno un attimo su un tema che si collega a questo. Lei è papà di un giocatore che lei gioca a centrocampista molto forte, tra l'altro me la piace molto, però è un giovane, è un ragazzo giovane. Il limite di quest'anno, ad un certo punto, è stato che qualcuno dei giovani, diciamo dei non sposati, ha un po' derogato, è andato sopra le righe, un po' fuori regista, anche con la vita privata. Le chiedo, spogliandosi dei panni del padre e calandosi solo in quello di allenatore, come concepisce lei il tipo di svago a cui ha accennato prima? Perché lei è un allenatore che controlla i giocatori, chiederà dei controlli alla società. Qualcosa quest'anno, sotto questo punto di vista, è mancato. Tanto non mi piace indagare quello che è successo prima, perché non fa parte del mio carattere. Io ho sempre detto una cosa: di figli ne ho 2 a casa, ma non ne voglio avere altri 20 qua. Tanto poi in campo me ne accorgo se fanno vita poco sana, perché dopo 10 minuti stanno dietro agli altri, quindi si autoeliminano. È chiaro che noi rappresentiamo qualcosa di importante e quindi dobbiamo avere un certo tenore di vita, un'etica. Le regole che si mettono sono inderogabili, ci sono le regole della società e le mie regole, e da questo non bisogna spostarsi. C'è una riga, quando si scende in campo non esistono righe, fuori qualche cosa si può concedere, però sempre nel limite del lecito. Io penso che nella vita, per arrivare a certi traguardi, bisogna fare dei grandi sacrifici, nessuno ti regala niente, specialmente nel calcio, e quindi è chiaro che non posso pretendere di avere 24 preti, ma è anche vero che bisogna sapersi gestire. Uno sa quando può eccedere qualcosa o no. Tanto io non mi accorgo subito, sia senza GPS, computer, me ne accorgo subito, stai tranquillo, ho una certa esperienza, l'ho fatto il calciatore, proprio vivendo su questo, proprio avendo un certo rigore sulla vita privata, sull'allenamento, su questo, e penso che sia importante, se si vuole raggiungere certi traguardi importanti. Se si vuole vivacchiare, con me hanno sbagliato. Chi vuole vivacchiare chiede al direttore di essere ceduto, perché dico non concedo niente, anche se sono giocatori importanti. Uno mi fa una domanda: ma lei tratta allo stesso modo, facciamo un esempio, se ci fosse stato Neto Pereira, se ci fosse, e il ragazzino? Sì, perché Neto Pereira fa la stessa parte dello stesso club. È chiaro che il Neto Pereira deve avere un approccio diverso verbale, con il ragazzino un altro, però se poi il ragazzino è più bravo di Neto Pereira deve giocare il ragazzino. E quindi le regole per me sono fondamentali. L'orario di arrivare al campo, non si arriva 5 minuti prima, ma ci si arriva 40, un'ora prima, perché non voglio che a un minuto prima di entrare in campo te che ti allacci le scarpe. No, io inizio, sei te che sei in ritardo, quindi darò delle regole anche per arrivare prima. Lo staff medico è importante, perché io non sono predisposto per fare il medico, e quindi bisogna tutti dare l'importanza. Non esiste nessuno indispensabile, tutti siamo fondamentali ma nessuno indispensabile, quindi tutti bisogna avere rispetto degli altri, e quindi le regole, quando dico un'ora prima, bisogna arrivarci. Mister, a livello di impostazione di gioco, qualcosa nei giorni scorsi abbiamo capito anche dal direttore. Avete scritto? Allora, tanto vi do un consiglio: abituatevi molto al cambiamento. A parte, se avete visto il mio curriculum, sapete che in tutte le partite vario molti moduli. È chiaro che è un modulo, col direttore gliel'ho detto, noi cerchiamo di costruire la squadra sul 4-3-1-2, e quindi su quel modulo lì poi ci saranno variazioni, però il modulo, diciamo, mio di fabbrica è un 4-3-1-2.
A proposito di questo, visto che ha detto che conosce un po' la rosa attuale, è chiaro che poi ne dovrete parlare, secondo lei di cosa ha bisogno questa squadra per diventare la squadra che lei ha in testa? Di mentalità. Secondo me la squadra non era una brutta squadra come voi avete scritto, adesso io ho letto qualche, voi avete letto una brutta. Secondo me era una buona squadra. Mancava, per tanti motivi, non lo so, di cattiveria, di mentalità, di voler vincere le partite giocando anche male. Si può vincere anche i campionati giocando anche non sempre bene. E secondo me loro erano alla ricerca molte volte di giocare sempre bene e non andare a essere sporchi in una vittoria. C'erano giocatori di talento dentro, c'erano giocatori di gamba. Perché non si è arrivati a un risultato positivo non lo so, questo, e non sta bene neanche giudicarlo perché non sono così presuntuoso. Però c'è una buona base, al direttore che l'ho detto, è chiaro che va rinfrescata e messo dentro qualcosa di caratteristiche che l'allenatore vuole, che non è detto che sia volta, attenzione, ma può essere Pascali, no, per dire, per esempio, tutto Pascali. Poi non mi a caso, assolutamente. Allora possiamo dire Bergamelli. Altre domande non ce n'è? No, volevo solo aggiungere che nessuno ha detto, credo, pochi di noi, che la squadra era scarsa l'anno scorso. Non si è letto male, abbiamo detto che l'allenatore era scarso. No, non credo che ci sia una squadra scarsa o un allenatore scarso. Siccome ha detto che abbiamo detto che la squadra era scarsa. Ho letto su qualche commento un po' diverso, volevo solo fare questa precisazione. No. Invece, mister, scusi, mi tolgo una curiosità. È vero che qualche anno fa, quando c'era Foschi, che Padova è stato vicino alla linea? Sì, è vero. Sono venuto, ho detto 10 partite apposta perché sono venuto a vedere 10 partite di Serie B, poi ci fu quella cavalcata importante con Dal Canto. Tutte le volte che venivo vinceva 2-0, ho detto adesso smetto di venire perché se no non mi chiama. Infatti l'anno dopo riconfermarono Dal Canto, ma fu un'annata un po' così. Il terzo anno, da quello che mi sembra, c'erano tre correnti, una corrente di Foschi che voleva portare me, una corrente che voleva... Dato che poi Foschi è andato via perché era arrivata un'altra... Sì, un'altra sì, ecco, è quello lì. Di società. Però adesso cerchiamo questa presidenza che io ho detto, sono contento di aver conosciuto il presidente, l'avevo sentito molto entusiasmo per telefono, il direttore lo conosco da... Alle 4:30 di notte. Ah, io non lo sapevo presto, quindi quei fusi orari era così. 3 notti. Era 3 notti. 3 notti. Se volete un particolare così capite come sono fatto io. Secondo me quello che mi ha fatto dare là che sono venuto a Padova è perché questi due signori sono venuti dove io ero in vacanza a trovarmi. Posso svelarlo? Ormai lo Dov'è? Dov'è in vacanza? Ma se sei, no, è stato io mai visto, no, ero in vacanza in Liguria, ero a Lerici, mi sono trovato in albergo loro due, mi sembrava doveroso prendere in considerazione due persone che fanno 400 km alle 3 del pomeriggio quando io ero là in spiaggia a nuotare, mi sembravano persone che credevano nella persona che venivano a trovare. Non mi è mai capitato che, forse da giocatore, che delle persone venivano dove io ero di solito ero io che andavo dove erano loro. Quindi questa cosa qui mi ha fatto pensare a dire questa è una società seria, ha voglia di lavorare, ha voglia di creare un progetto, anche se la parola progetto è abusata, però di creare qualcosa di importante con me. Ecco perché ha chiesto anche 2 anni, perché non è che bisogna vincere subito, ma bisogna creare un'identità importante per il Padova. Che... 2 anni, perché prima è un passaggio, poi il secondo anno è un passaggio. Volevo solo fare un passaggio invece che mi pareva doveroso su una persona che ha preso un po' in giro il calcio Padova, che ha mancato di rispetto al calcio Padova. Parlo del presidente del Matera e ho letto delle cose veramente che mi hanno lasciato allibito, per cui mi pare doveroso farlo presente. Diciamo, è stata una grossa caduta di stile e di classe,
Però, caro Presidente, lo stile e la classe non si comprano al supermercato, e con questo io vi ho dato la risposta che dovevo dare. Possiamo passare di là? Una domanda sulla tattica, un secondo. Visto che passi probabilmente alla difesa 4, hai già fatto una valutazione su due esterni che magari sono più da 5-2, magari adesso ci dirà di Cavalli il direttore, se sono confermate. Allora, ma tipo Madonna potrebbe essere un terzino destro? Madonna è un giocatore fortissimo, non è in discussione, sia modulo 4 modulo 3. Quando i giocatori sono forti non vengono messi in discussione per un modulo. Cavalli io l'ho anche avuto quando era molto giovane, però ebbe un infortunio brutto, glielo chiesi subito al direttore se l'aveva superato, mi ha detto di sì. Cavalli lo conosco, le sue legalità, sta a lui poi credere nel progetto della società, se vuole rimanere, adesso io non lo so su questo, chiaro che sarebbe un giocatore importante, però quest'anno da quello che si dice bisogna stare attenti anche che avremo 14 giocatori vecchi fra virgolette, dice over, e quindi bisogna stare attenti a non sbagliarli quelli, quindi il direttore dovrà essere bravo a individuare i giovani, perché poi nei giovani, con i giovani si riuscirà a sopperire a qualche mancanza dei vecchi, perché non si può fare il campionato solo con 14 vecchi. Quindi io penso che modulo 4 e modulo 3 ci sia la differenza di 10 metri, quindi non sia un problema. Ho letto da Madonna che non rientra nei miei programmi, no, assolutamente, Madonna è uno confermatissimo, sembra di aver letto da qualche parte, molte volte poi leggo anche sbagliato se Cavalli ci puoi dire qualcosa? Bisogna sempre novità sono no, bisogna per leggere delle volte, cioè tra le righe ci sono i messaggi subliminali. L'allenatore legge una cosa, il presidente legge un'altra, il giornalista scrive una cosa. Lo so. Se siamo più semplici tutti riusciamo a... se no qui ci vuole Einstein. Sì. Una cosa volevo chiedere, non credo mi discorso su questo, sul discorso staff medico, l'anno scorso c'è stato qualche problemino, qualche infortunio, qualche malinteso sui tempi eccetera. Pensate di andare avanti all'insegna della continuità? State pensando a qualcosa? Ho parlato prima di crescita della società. La crescita della società molto probabilmente passa anche attraverso una valutazione dello staff medico, come sono stati condotti e portati avanti determinate cose. La settimana andremo anche su quell'argomento. Io adesso sono rientrato e tutto il mese fino per un bel po' non andrò in giro né in ferie né per lavoro, mi dedicherò completamente al calcio palla, cercando di riuscire a fare il meglio per questa società e far sì che partiamo con il piede giusto, ma con il piede giusto stiamo già partendo. No? Sì. Un'altra cosa da dire, sempre in funzione a come andranno le cose, di solito io faccio pochi allenamenti a porte chiuse. Questa è la mia caratteristica, ma poi non ho neanche parlato con il direttore, è chiaro che l'ultimo giorno di rifinitura lo faccio a porte chiuse, ma se riusciamo a installare un rapporto abbastanza amichevole, io non ho mai tenuto le porte chiuse da nessuna parte. Mister, un approccio simile al suo nella storia del Padova come visione ce l'ha avuto un certo Nero Rocco. Ci sono tante somiglianze. Spero. È un nome importante. È un nome importante. È uno che ha fatto la storia del calcio italiano. Cioè è una visione che ha pagato questa della mentalità, della grinta, del giocarsi il posto, del carattere. Io penso che il calcio, se vedete anche le partite di alte giocate, sia questo, perché poi le giocate si riducono a una o due. Il calcio è fatto di intensità, di cattiveria su ogni palla, di conquistare la palla, se ce l'ho io non ce l'ha l'altro, di corsa. Ora si tralascia molto nel settore giovanile, si tralascia molto la parte tecnica, si va subito a costruire l'atleta. Ora i giocatori sono atleti più che giocatori, e quindi io penso che sia questo. Io spero di fare la minima parte di quello che ha fatto Rocco, però ci mettiamo di buon impegno. Io sicuramente vi dirò che lavorerò 24 ore per il Padova, questo sono fatto così perché credo nel lavoro, credo nell'installazione dei rapporti
con i giornalisti. Chiaro che qualche volta mi scontrerò con Monet, ve lo dico, così. Non sapevo, mi hanno già informato. Sì, abbiamo anche già avuto che fare. No, io sempre con rispetto. Scontri anche fisici qua. Scontri anche fisici. No, fisici no, dai. Partirei. Sono stati in passato. No, una veduta, una quella. L'importante è che vogliamo tutti bene al Padova. No, su Favalli ci puoi dire qualcosa? Se no non... Beh, Favalli l'ho visto questa mattina e mercoledì mi incontro con la gente e con il giocatore, che poi o definiamo o cambiamo strada. Quindi non ci sono novità ancora? Sostanziali no. A metà, realista. Quindi è un po' più difficile di quello che pensavo. Non più difficile, ma diciamo che è un po' la situazione, un po' quella di fine marzo, quando era stato proposto comunque c'è stato il primo approccio per il rinnovo e sta pensando ancora che possa succedere che venga fuori una squadra di Serie B o meno, però io devo costruire la squadra del calcio Padova, quindi se ha entusiasmo e voglia mercoledì me lo dice, altrimenti faremo una scelta diversa. Ma giorno mai è una questione economica, quindi si deve capire tra le linee? No, non più di tanto, no, è l'ambizione di provare a giocare in Serie B e... Nito Pereira ed Emerson? Neto Pereira ed Emerson, oggi facciamo una chiacchierata approfondita con il mister. È chiaro che la valutazione dei 14 over, se così sarà, porterà a fare delle scelte dolorose, perché comunque sono due giocatori che hanno dato tanto a Padova, però se 14 ne dobbiamo avere, qualcuno deve rimanere fuori. Grazie. Grazie. Sì, calma.